Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei video messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare due ragazzi che si amano alla follia. Si chiamano Francesco ed Elettra e sono di Termini Imerese. Ciao Francesco. Ciao. Ciao Elettra. Ciao. Quanti anni c'hai? 18? 18. E tu pure? Sì, Siete di Termini Imerese? Sì, io di Termini. io di Caccamo. Di Caccamo? Vicino Termini Imerese? Sì. Ascoltate, com'è che vi siete conosciuti? Mentre io praticamente stavo andando al lavoro, camminavo e giustamente lui mi ha fermato e ci siamo conosciuti. Da quanto tempo? Cioè, quanto tempo è che siete insieme? 3 mesi. 3 mesi. Sì. Le hai fatto la dichiarazione d'amore subito? No, diciamo l'ho conosciuta, poi ho chiesto il numero di telefono, Gliel'hai fatta per telefono o per voce? un messaggio. Un messaggio. E sto messaggio che era trasgressivo o romantico? No, romantico. Romantico. Lei ti ha detto subito di sì? O ti ha detto ci devo pensare? No, quando ci siamo... No, prima mi ha detto ci devo pensare, poi quando ci siamo rivisti di nuovo, poi mi ha detto di sì. Sei un po' emozionata tu, vero? Sì, sì. Non ti preoccupare, è normale. Vabbè, Strano Amore Siciliano questa sera vi dà la possibilità di fare un video messaggio d'amore. Nel senso che tu puoi fare, sia tu che tu, un video messaggio d'amore rivolto tu alla tua fidanzata e tu al tuo fidanzato come se lei vicino a te non ci fosse. E tu dovresti dimostrare con le parole per via televisiva quanto l'ami, ok? Allora, lì c'è la telecamera, da questo momento in poi tu puoi effettuare la tua dichiarazione d'amore verso la tua fidanzata, ok? Vai. Allora, io... da quando l'ho conosciuta è stato come un colpo di fulmine. Diciamo, come devo dire, quando ogni volta che stiamo insieme, quando l'ho vista già il cuore mi batteva troppo forte. Comunque l'amo come più di qualunque cosa al mondo. Ok, bravo Francesco. Ora tocca a te Elettra. Sì. Allora, lì c'è la telecamera, fai il tuo video messaggio d'amore. Niente, quando ho conosciuto Francesco, per me è stato, diciamo, la verità è stato un colpo di fulmine, perché è stato, diciamo, un ragazzo che si è fermato, diciamo. Se non era un altro, diciamo, non mi fermava. Ed è stato veramente un colpo di fulmine per me. Va bene, molto toccante questo video messaggio d'amore. Grazie assai e ok, Alberto vi saluta Elettra. e vi saluta anche. Francesco. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!